Sapete cos'è la dolcezza del mandarin cinese? Mamma che buono! E lo sai come lo chiamano in Inghilterra? Kumquat, ed è conosciuto in quasi tutto il mondo come kumquat, ma il suo vero nome è una poesia. Cioè? Citrus Fortunella Margheriti. Non me lo ricorderò mai. No, Ma però il sapore, lo ricordo, è incredibile. Oh ragazzi, oggi sono tornato a Bovolone da Alessandra Rossini Vivai Gellere, uno dei pochissimi vivai del nord Italia specializzati nella produzione selettiva di agrumi. E questo mandarino qua, che è dolcissimo e ha una persistenza importante, è soltanto uno di quelli coltivati all'interno di questo vivaio. direi che oggi ti racconterò dei piccoli frutti della famiglia dei kumquat, perché il kumquat è così buono che si è, usiamo un termine così, sposato con altri agrumi, facendo degli incroci molto interessanti e frutti sempre molto gustosi, molto buoni. Allora, questo si chiama, abbiamo detto, mandarino cinese, kumquat citrus margheriti, ed è a foglia variegata, già una particolarità. Eccolo qua. E questo è un incrocio, io preferisco chiamarlo matrimonio, tra il kumquat e il lime. Dato origine a questo agrume, sempre molto buono, coloratissimo, detto limequat. Ha un colore straordinario. È bellissimo, e anche questo da mangiare è buonissimo, ha una buccia croccante, il gusto all'interno è un po' più aspro rispetto al kumquat. Ma si possono mangiare così comunque o vanno preparati in qualche modo? Allora, per me va mangiati così. Naturalmente poi li puoi inserire nelle macedonie e fare sempre le solite marmellate particolari, mescolando gusti diversi e non semplicemente gusto arancio, ma questo viene usato per dare quel tocco in più alle nostre marmellate e alle nostre mostarde. Ecco, adesso vediamo l'altro matrimonio. È poligamo sto mandarino, Guarda, questo è coltivato ad albero, si chiama Kukle. Bellissimo, bellissimo. Ed è un incrocio tra kumquat e clementina. Infatti ricordano un po', non per fare lo sfacciato, ma anche qui posso avere l'onore di un assaggio. Guarda. Ma che spettacolo. Sono belli? Ti imbotta, Sì. Ti imbotta. Sentiamo. Il mandarino si sente. Ma ha una dolcezza più intensa, più ricca, proprio ancora più concentrato. Sì. Ragazzi, mi sa che marmellate vengono fuori, io lo mangiare anche così. Sì. Ma io me lo posso coltivare questo agrume qua? Sì, perché anche questo lo troviamo in taglie ridotte per il balcone. Allora, o sgrandè il balcone ragazzi, oppure ve lo fate fare piccolino. È veramente una sorpresa incredibile. Grazie, ogni volta che vengo da te Ale è una sorpresa. Guarda, se ci credi sono sorprese anche per me ogni anno. E tocca più, senti che... Ragazzi, fate un salto qui e assaggiate il mandarino cinese poligamo, è buonissimo. Ciao ragazzi!